Il viaggio mancato di Signor Marco Agrippa. In un cortile interno del Museo Archeologico di Venezia, in piazza San Marco, si può ammirare la grande statua classica di Marco Agrippa, l'ammiraglio dell'imperatore Augusto, che originariamente si trovava al Pantheon, da lui stesso fatto costruire. La statua arrivò a Venezia attorno alla metà del Cinquecento e per secoli ornò un altro cortile, quello di Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa. Su questo colosso esiste un curiosissimo aneddoto. Si era sul finire del Settecento quando un Grimani decise di vendere la statua. La mattina della partenza era tutto pronto per l'imbarco, quando, sulla panca riservata ai questuanti, comparve Cristoforo Cristofori, il fante degli inquisitori di Stato, bardato degli abiti che il suo ufficio richiedeva. Al Grimani, che sorpreso lo invitò a salire, non disse una sola parola, ma raggiunta la statua e toltosi il berretto, la salutò a nome dei signori della Serenissima, prima che partisse lei e Sua Eccellenza Grimani. Il messaggio era chiaro: la vendita sarebbe costata l'esilio e Grimani rinunciò alla vendita. Un secolo più tardi la statua fu donata al Museo Archeologico. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.